Buongiorno da Leandro Maggi, siamo con la vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, nonché assessore alle infrastrutture e ai trasporti, e vogliamo chiedergli com'è la situazione della Romea, se ci sono dei progetti per migliorare la viabilità in questa che è una delle strade più pericolose sicuramente d'Italia, ma soprattutto che blocca questa vocazione turistica che abbiamo nel nostro territorio e che ha bisogno sicuramente di essere rivista e ristrutturata. Allora, la Romea è una strada di competenza di ANAS, è una strada statale. Io ne ho parlato 15 giorni fa anche con il ministro Salvini, perché al di là di tutte le necessità del Veneto, diciamo che la questione della Romea è la questione del Veneto. Ho chiesto al ministro di iniziare a prenderla in mano e di cercare di studiare una soluzione, perché gli interventi in sede per la messa in sicurezza della Romea sono comunque degli interventi tampone, sono degli interventi temporanei. La Romea ha bisogno di una visione complessiva, di una alternativa, perché resta comunque una delle strade più pericolose d'Italia, ed è giusto che il Ministero finalmente cominci a prendere in mano la situazione seriamente. Ho avuto la disponibilità da parte del Ministro, quindi confido insomma che nei prossimi mesi potremo aprire la questione. Altri progetti come questo di questo traghetto tra le due parti di Porto Levante, avete qualcosa in... No, allora, noi bene o male diciamo che assecondiamo le richieste del territorio. Vi ho detto prima che abbiamo già l'attraversamento sul tagliamento, oggi inauguriamo questi, abbiamo molte iniziative di intermodalità anche tra ferro, gomma e bici, con i treni e gli autobus, dove inaugureremo fra un paio di settimane il treno su bus bici delle Dolomiti da Venezia fino a Calalzo. È già in servizio il treno bici da Verona a Mantova. Insomma, ci sono tutte queste forme di integrazione tra i vari sistemi di mobilità che sono molto apprezzate dai turisti, ma non solo.